L'idea è nata all'interno del partito, noi a tutti i sindaci e tutti i militanti è stata chiesta una disponibilità a presentare la propria candidatura, da lì abbiamo spedito il curriculum che è stato valutato dai vertici del partito e poi è stata appunto chiesta la disponibilità a sottoscrivere la citazione di candidatura e da lì poi la candidatura vera e propria. Il tema fondamentale, il tema prioritario per la Lega è l'autonomia del Veneto. Abbiamo ricevuto un mandato chiaro da parte degli elettori e dobbiamo rispettarlo, quindi andando a Roma questo sarà sicuramente uno dei temi principali che tutti i parlamentari dovranno portare avanti per rispetto dei veneti. Altro tema importante è sicuramente quello del lavoro e la detassazione, aspetto fondamentale per le imprese nel nostro territorio, ma anche perché tutti i lavoratori abbiano più disponibilità economica e quindi possano partire i consumi, possa partire il volano economico che un lavoro ben retribuito può comportare. Abbiamo poi altri temi importanti, sono quello relativo alla maternità. La maternità è spesso sottovalutata, si pensa che avere un bimbo sia un privilegio, in realtà avere un bimbo è una ricchezza, ma non è una ricchezza che si possono permettere in pochi, deve essere una ricchezza che tutti gli italiani si devono permettere. Altro tema importante è quello dell'ambiente, della qualità di vita, della qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua, perché comunque dove viviamo diventa fondamentale per il nostro benessere e per la nostra qualità di vita. Andate a votare, votate Lega, votate per il territorio, votate per i veneti, ma soprattutto votate il 4 di marzo.